hanno deposto i loro codici in segno di protesta dinanzi al Palazzo di Giustizia di Cassino. Così gli avvocati del Foro della Città Martire hanno aderito all'iniziativa nazionale Giustizia Sospesa, un flash mob che venerdì 29 maggio alle 12 si è svolto in tutti i fori d'Italia. L'iniziativa degli avvocati iscritti all'albo dell'Ordine di Cassino ha voluto esprimere il disappunto per l'attuale situazione di sostanziale immobilità delle attività connesse all'amministrazione della giustizia, determinata dalle disposizioni governative di sospensione, prima totale, poi parziale, prorogata inspiegabilmente fino al 31 luglio, con innegabili conseguenze anche sui ritmi di una peraltro ancora in forse ripresa ordinaria a settembre. Inoltre il Foro di Cassino era già gravato da un numero ridotto di magistrati e di personale che ha causato lo slittamento delle udienze, in alcuni casi addirittura di un anno. La giustizia deve essere riaperta perché è un'attività essenziale per la società, è il 2% del PIL e ha interesse sparso nell'ambito sociale, perché ci sono problemi che devono essere risolti dai tribunali, problemi di relazioni familiari, problemi creditori, rapporti di ogni genere, proprietari, eccetera, che non possono essere rinviati. La giustizia è già ferma da tempo e qui a Cassino particolarmente, perché abbiamo avuto un'uscita di scena di molti magistrati trasferiti, di molti funzionari andati in pensione, per cui eravamo già in crisi, già avevamo subito numerosi rinvii d'ufficio a cominciare dall'autunno scorso e oggi ci troviamo con rinvii d'ufficio che vanno anche fino a marzo-aprile dell'anno prossimo per Cassino. In Corte d'Appello addirittura c'è stato qualche rinvio al 2022 e non è sopportabile questo. E soprattutto ci preoccupano due cose. La prima è che ci possa essere un ingolfamento nell'autunno quando teoricamente, perché non siamo certi neanche di questo, si potrà riprendere. E secondo aspetto, laddove ci dovesse malaguratamente essere una recrudescenza in autunno, cosa succederà? Un numero considerevole di avvocati ha aderito all'iniziativa. Nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, hanno voluto chiedere di essere resi parte attiva nell'adozione dei necessari interventi, peraltro urgenti, che consentano effettivamente la ripartenza della giustizia. Noi vogliamo innanzitutto essere partecipi di tutte le decisioni che si andranno a prendere a livello centrale e partecipi come base, perché molto spesso, l'abbiamo verificato, i vertici non si rendono conto delle problematiche materiali. Si è voluto introdurre il processo da remoto senza che i tribunali avessero le linee internet veloci. E questo ha impedito in molti tribunali di avere dei collegamenti soddisfacenti, perché un'udienza di mezz'ora è durata anche 4 ore per le varie cadute della linea. E si è voluto parlare di processo scritto, sì, d'accordo, processo scritto sul 10% delle cause, difatti in materia civile è il 15% a livello nazionale che viene trattato, per il penale è massimo il 25%, per cui ecco, capite bene che c'è una paralisi sostanziale, senza contare la difficoltà di accedere alle cancellerie, perché ci è data la disposizione di farlo via PEC o tramite processo civile telematico, ma poi la cancelleria non ha i supporti necessari e non ha il personale sufficiente ad aprire le PEC. Mi sono state riferite migliaia di PEC con richieste di informazioni, copie, eccetera, e non c'era chi lo facesse, perché il personale che è presente in sede per disposizione ministeriale non supera il 30%. Una situazione davvero drammatica che ha spinto tanti avvocati in tutta Italia a protestare per chiedere la ripartenza della giustizia. E noi vogliamo riprendere a lavorare perché è possibile, perché se è possibile stare in 4 in un negozio di 40 metri, sarà possibile stare in 4 in un'aula d'udienza. D'altronde anche magistrati e cancellieri, per la salute dei quali queste misure giustamente vengono concepite, e in realtà quando escono dal tribunale comunque vanno al supermercato, comunque andranno al ristorante, al bar, per cui non si può pensare che il tribunale sia un cluster più pericoloso di queste altre sedi, e di qui la nostra protesta.